Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon inizio settimana a tutti, cari amici delle stelle. Ben ritrovati nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. Anche in questo lunedì vi auguriamo un buon ascolto. Ariete, in caso di dubbi un amico oggi vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri di petto, agite piuttosto d'astuzia, fascino e forma oggi non vi mancheranno. I legami affettivi si approfondiscono, ma cercate di essere comprensivi e come sempre sinceri. Toro, clima propizio per dare una spinta in avanti ai progetti, con un occhio di riguardo per quelli nuovi di zecca che spiccano per originalità. Qualche nuvola nei rapporti con gli altri vi mette un po' sottosopra, appianate con dolcezza i contrasti. Gemelli, oggi curerete le finanze mirando a ottenere risultati concreti, vi muoverete con abilità effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze. Se sul lavoro siete audaci, in amore date prova di eccessivo timore, fuggendo da impegni e responsabilità. Cancro, un pizzico di buona sorte vi mette al riparo dagli imprevisti e vi regala qualche entrata extra. Gli amici inoltre vi dimostrano quanto tengono a voi. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore, crogiolarsi in ricordi tormentosi in fondo non ha proprio senso. Leone, l'ottima capacità di relazionarvi agli altri vi aiuta ad allargare il giro di affari, sfruttate ogni opportunità per affermarvi in ambienti nuovi. Un ménage di coppia alle prime battute assume un andamento armonioso, vivacizzato inoltre da gesti affettuosi. Vergine, se siete giù di corda, magari a fronte di una rottura sentimentale, tuffatevi nelle braccia accoglienti della famiglia, vi darà ciò di cui avete bisogno. Dall'altra parte, uno sguardo attento all'impostazione delle spese potrebbe darvi l'idea giusta per migliorare il bilancio. Bilancia, la luna vi rema contro oggi, causando malumore in famiglia, il vostro rigore va smussato, date spazio piuttosto al desiderio di movimento e compagnia. Provate ad essere meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono solo critiche costruttive. Scorpione, gli influssi positivi della luna sono una benedizione per il vostro umore, oggi particolarmente benevolo, aperto e disposto all'allegria. Approfittate della favorevole disposizione di spirito per recuperare certe storie un po' traballanti. Sagittario, potreste avere l'opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e situazioni che con il vostro impeto e la testardaggine hanno reso difficili gli ultimi tempi. Dovete fare un passo indietro però e rivedere con più apertura e flessibilità le relazioni con le persone vicine. Capricorno, progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano, ma non scambiate un sasso per una montagna, domani tutto quasi si appianerà. Nel lavoro riuscite a dare il meglio, non vi lasciate fuorviare dall'umore e procedete invece per la vostra strada. Acquario, qualche problema di ordine burocratico o fiscale forse di vecchia data è oggi nel mirino della giornata, datevi da fare per risolverlo definitivamente. La vostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto dovrà scendere a patti e adeguarsi. Pesci, potrà essere un lunedì sereno poiché riuscirete a trovare un equilibrio tra gli impegni, le responsabilità e l'irresistibile voglia di evasione. Non siate titubanti a far sbocciare il coraggio per compiere i passi necessari ad avviarvi verso la felicità. È tutto per questo lunedì dalle stelle di Radio.0, vi auguriamo un buon inizio settimana e naturalmente buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0